andiamo. Andiamo in esplorazione. Perché è quella che fanno gli animali, non vedi che qua è tutto scavato anche da impronte. Forse stare a sinistra era un po' meglio, stare un po' più alti. No, è qua che segna i pastori, questi anche abbastanza recenti. Forse stare lì a indicare che il passaggio per di là è meglio. Infatti dopo proveremo a passare per di lì e raggiungere l'altro paletto, l'ultimo. Bisogna aspettare un po'. Dobbiamo risalire lassù. Sì, questa è una mazza di tamburo. Piccolina. Secondo me è meglio restare in alto alla dolina senza fare la parte bassa. Pensavo più frequenti. Lassù. Dove ci sono quei pini, quel muro di Sì, pini. vedi là che c'è com'è luce? Ah. quella luce là. Là Ok. bisogna andare. Per disinfettarsi. Ti che li conosce bene, vero? Anche a te ogni tanto te lo... Guarda, quella sembra una saltata di quel che... Sì, un mulato, un cervo, quelli. Quelli quasi tutti cervi o caprioli. Non sento odori, non vedo feci, non credo che sia sta le capre. Questa comunque era la zona del pascolo delle capre e aveva già pulito in modo abbondante. Infatti te vede che l'erba qua è molto più bassa, proprio perché qua viene a pascolare e là c'è anche un omino, perché c'è un sentiero anche lassù. Infatti me all'inizio avevo fatto quel giro là. Venendo da qua te vede meglio sulla destra, invece scendendo te vede di più sulla sinistra. Al ritorno facciamo su sulla destra, che dovrebbe essere un po' più facile. Ci siamo quasi. Da qua poi alla grotta manca poco. Sì, un 400 metri credo, forse meno. Dai che andiamo. Occhio che quella lì balla. Eccola. Prego. Sì, te può scendere fino in fondo, ma non porta via neanche una luce. Bravo. Tutto andati? Mi sono già sta... Quell'altra era a 12 metri dall'altra parte, però bisogna scavalcare sta parete rocciosa. Se non ricordo male, senti che freddo che è qua. Può darsi che venissi anche gli uomini preistorici qua. Cosa c'è là? Illumina là, alla tua sinistra. Sì, laggiù in fondo ho visto qualcosa luccicare. Qua se te casca qualcosa in testa te soffrega bambino. Infatti l'altra volta avevo il casco. Quando te entra dentro te dovrei essere abbastanza sicuro. I licheni pieni di gocce di rugiada o proprio color argento che è attaccati alla roccia e brillano con un po' di luce. Quindi di là, proprio dietro? Sì. C'è anche una targhetta. Franosa. Puta.
Questa è mostruosa. E questa? Se si fosse essere comunicanti con quell'altra. Sì, Più o meno, forse questa è molto più profonda. sotto è tutto più. Al mostro. Questa è profonda. Ma non tutte hanno la targhetta. Ok. Dai che andiamo. Era qua, questa qua 2108. Sì, aspetta che cerco. Fai che una foto dopo ti ricordi. Aspetta che ti dico dal GPS, che dovrebbe essere scritto. Questa è Pozzo Col delle Palse. 2103. Non c'è il numero, perché questo non l'ho messo io. Di solito se l'ho messo in mappa io ci metto anche il numero di catastro. Doppia imboccatura. Adesso torniamo indietro, che ormai è ora di pranzo. Su, forza. Posto magnifico. È recente, si vede che questo percorso lo hanno creato come percorso. Fermati un istante, lascia il tuo pensiero. Get lost. Sì. Persi. Impossibile. Ah, possibile. E le margherite. Sassolino piccato. Avanti. Guarda Prada e Bisser, che meraviglia. Figa di me sul sasso. Ah, Qua che proprio tutto marcato. sì, qua si vede meglio. Dove c'è pa' paura il carbonace? Dove era il carbonace? Se si fila là è ormai C'è pa' paura, eh? Proprio sotto l'albero. Dai, andate qua. Pizzoc. Si vede? Al tretto, sì. Sì, è bello. Io ho messo anche la Madonna qua. Fiorellini. Avevo anche il tempo di preparare da mangiare. Guarda che bella giornata, meravigliosa. Fantastico, qua la Ceresera è tutto fantastico. Abbiamo appena finito il percorso del sentiero Belvedere Monte Ceresera e abbiamo fatto anche il Prada del Bisser tramite un percorso non in mappa e siamo andati a vedere le due grotte e oggi ritorniamo giù.